Grazie. Continuiamo in qualche maniera, riprendiamo anzi per verità il discorso interrotto iniziale qualche mese fa a novembre al museo con quell'incontro città e partecipazione civile e l'esortazione conseguente di impegniamoci per Gela. Adesso cosa proponiamo e cosa proporremo? Anzitutto questi confronti che sono molto importanti. Io ringrazio sempre gli amici, in questo caso Francesco Pira e Marco Trainito. Oggi più che mai questo discorso sulla comunicazione politica, come viene espressa ma soprattutto come viene recepita, è di grande attualità. Siamo continuamente bombardati, ma non siamo, ahimè, adeguatamente forse protetti nel ricevere i messaggi, per cui alla fine quello che si vuole fare intendere alla fine si riesce a fare intendere, e dietro magari il nulla. Ecco, di questo e di tanto altro ci parleranno Marco e Francesco, e di questo e su questo rifletteremo. Su un sistema di comunicazione che ormai ha pervaso tutti, anche a livello locale. Ci sono degli slogan che vengono ripetuti da chiunque, non so, la macchina del fango. Chiunque ripete questa cosa della macchina del fango, è uscita qualche tempo fa, ai tempi ricordate del caso Boffo, si è messa in moto la macchina del fango, e ora anche a livello locale si ripete la macchina del fango, si ripete che quello che si fa non si riesce a comunicare, siamo stati poco bravi a comunicare quello che abbiamo fatto, che in realtà in una situazione amministrativa, soprattutto a livello locale, territoriale, quello che riesce a fare è evidente, non c'è bisogno che lo comunichi, perché i cittadini se ne accorgono. Eppure si ripete perché siamo quasi vittima di questi slogan continui. Quindi Marco ci parlerà specificatamente di come le idee, in senso positivo ma soprattutto in senso negativo, contagiano le nostre menti, specificatamente nel discorso politico e nel discorso legato al marketing politico. Poi Francesco si soffermerà soprattutto sui mutamenti del sistema di comunicazione in politica, dalla retorica ai nuovi media, e per cui ci farà riflettere su come oggi è completamente cambiato la dialettica politica. Do la parola a Marco Trainito che inizierà questa relazione. Grazie. Io vi ringrazio per essere qui così numerosi a questo appuntamento. Visto che dopo di me parlerà Francesco Pira, che è un esperto di comunicazione politica, soprattutto attraverso il mondo, diciamo, digitale, la cosiddetta net comunicazione, come la chiama lui, insieme agli altri che si occupano del fenomeno. Io invece mi soffermerò su un possibile quadro teorico, filosofico-scientifico, che ha a che fare con la diffusione delle idee, la produzione, la diffusione delle idee in una chiave evoluzionistica. Si tratta di una possibile spiegazione del fenomeno, un possibile modello che convive con altri e a volte anche in concorrenza. Per esempio, poco fa Manuel Antonuzzo citava la trasmissione televisiva di Porro che si chiama Virus, il contagio delle idee. Forse non tutti sanno che il contagio delle idee è proprio una citazione di un testo del 1996 dell'antropologo francese Dan Svelber, il quale si occupa pure di questi fenomeni, ma in una prospettiva un po' diversa e a volte anche polemica rispetto alla prospettiva che presenterò io stasera, e che si chiama appunto memetica. Cercherò di spiegare in maniera molto sintetica e semplice di che cosa si tratta,
soffermandomi su alcuni aspetti essenziali. Naturalmente poi quello che io sto facendo non è altro che memetica sulla memetica, cioè la diffusione la diffusione presso di voi nelle vostre menti del meme stesso. E ora vedremo tutto ciò come funziona. Visto che ho usato questa parola memetica nel titolo, subito mi sono preoccupato di rassicurare quelli che mi ascolteranno, e ho realizzato questa slide spiritosa proprio per introdurre in maniera drastica l'argomento. Cioè dire, vedremo nel corso della discussione che i cosiddetti memi hanno un duplice significato, uno di tipo più cognitivo, culturale, antropologico-culturale, e un altro relativo al mondo dei social network, al mondo di internet, della realtà virtuale e così via. Qui per esempio ho parafrasato uno dei tormentoni, diciamo, di questo periodo, che è appunto il famoso tweet di Renzi alcuni giorni prima di defenestrare il Presidente del Consiglio allora in carica, cioè Enrico Letta. L'immagine che sta sotto è una di quelle che pure viene utilizzata in chiave polemica per prendere in giro Renzi e per dire qualcosa su di lui. È un tipico esempio di meme tecnologico virale che circola in rete e che esprime un ben preciso significato in relazione a Matteo Renzi, a quello che rappresenta. La memetica ha questa disciplina che alcuni considerano scientifica, altri meno, altri la considerano un programma di ricerca, altri la considerano addirittura un'impostura intellettuale. Ecco, la memetica ha la fortuna di poter essere individuata in maniera molto precisa nel luogo testuale nel luogo testuale della sua nascita, cioè ha una data di nascita ben precisa, un luogo testuale ben preciso. Si tratta di questo testo celeberrimo del 1976 del biologo e zoologo inglese Richard Dawkins, che è appunto il gene egoista. Qui vedete la copertina celebre della prima edizione, che utilizza un'illustrazione di un altro biologo che si chiama Desmond Morris, e poi l'altra è l'edizione che è stata preparata per celebrare i 30 anni di quest'opera, cioè preparata nel 2006. Ebbene, in quest'opera che cosa faceva Dawkins? Esponeva delle sue idee un po' filosofiche sul significato della vita sulla Terra in relazione al tipo di attività che compiono i geni. E lui parlava dell'egoismo, tra virgolette naturalmente, una metafora di questo replicatore del gene che è interessato soltanto a produrre quante più copie possibili di se stesso, non preoccupandosi, diciamo, di produrre corpi unicellulari o multicellulari, come dire, buoni o belli. Insomma, l'egoismo del gene sta semplicemente nel fatto che lui mira semplicemente a diffondersi in maniera sempre più massiccia. Solo cosa accadeva nell'edizione del 1976? A un certo punto, nell'ultimo capitolo, che era l'11°, poi in una seconda edizione dell'89 avrebbe Dawkins aggiunto altri 2 capitoli, quindi se adesso voi andate ad aprire il gene egoista trovate che l'11° capitolo è il terzultimo, non più l'ultimo. Ebbene, nell'11° capitolo lui improvvisamente introduce un concetto, inventando una parola nuova, che all'inizio non ha avuto molto successo, ma che poi nel corso degli anni 80 e soprattutto nel corso degli anni 90 è esploso in maniera veramente virale nel mondo, diciamo, dei biologi, degli informatici, dei filosofi e degli scienziati. In Italia se ne parla poco, a mia conoscenza ci sono soltanto 3 manuali, uno uscito nel 99 con riedizione nel 2005, uno nel 2007 e uno nel 2011. Però nel mondo, diciamo, nel mondo soprattutto anglosassone e anglo-americano ci sono una quantità enorme di studi. Io nella slide successiva ho voluto proprio fotografare il luogo preciso
in cui Dawkins elabora questo concetto, riportando la pagina originale, ma adesso vedremo cosa c'è scritto, e si vede benissimo la sua preoccupazione quale era, cioè era quella di inventare una parola, di inventarla in un certo modo, e poi si è accorto negli anni successivi che ha avuto un successo enorme, come fra poco vedremo. Lui diceva, sì, d'accordo, ci sono i geni che si diffondono in maniera virale, solo che non ci sono solo i geni come replicatori nel mondo. Comincia ad emergere, grazie alla cultura umana, nel brodo primordiale della cultura umana, ancora molto recente nell'universo, diciamo così, comincia ad emergere un nuovo replicatore che è un replicatore di tipo culturale, non più biochimico come il gene. E lui a un certo punto aveva bisogno di dare un nome a questo replicatore che stava introducendo, quasi di soppiatto, non immaginando che così avrebbe fondato un'intera disciplina che oggi conta una bibliografia sterminata. E nel secondo capoverso, appunto, lui dice il nuovo brodo è il brodo della cultura umana. Noi abbiamo bisogno di un nome per questo nuovo replicatore, un nome che mette insieme l'idea, che si adatti all'idea di un'unità della trasmissione culturale, oppure di una unità di imitazione. Mimeme viene da una radice greca, diciamo, ma io vorrei un monosillabo che suonasse meglio come gene, no? Allora spero che i miei amici classicisti mi perdoneranno se io abbrevio la parola mimeme o mimeme, a seconda di come lo accentiamo in greco, che vuol dire ciò che è imitato in greco, io lo trasformo appunto, lo abbrevio in meme. Questa parola, lui dice, la potete pensare, si può pensare come legata a memoria, no? Oppure alla parola francese même, che vuol dire identico, lo stesso. La traduzione italiana si finisce qui, perché poi nella frase successiva, nell'edizione italiana non trovate tradotta la frase successiva, perché appunto Dawkins, dovendo spiegare, inventando una parola nuova, doveva dire agli inglesi come si pronuncia. Lui dice potrebbe essere pronunciata in rima con cream, con crema, quindi si pronuncia meme in inglese la parola, in italiano diciamo meme, no? Questo passo appunto si trova in un'opera del 1976, ebbe scarsa eco all'inizio, anche se il libro fece molto discutere per le teorie di filosofia della biologia che contiene, sulle quali naturalmente qui non ci soffermeremo. Soltanto che accadde nel corso degli anni '80 una cosa particolare, cioè due grandi filosofi e scienziati della mente come Daniel Dennett e Douglas Hofstadter si impadronirono di questo concetto e lo rilanciarono in grande stile. E da quel momento in poi la parola e la disciplina memetica, cioè la scienza dei memi, di queste unità di trasmissione culturale e di informazione, è esplosa nel mondo. Oggi, se voi andate a controllare la definizione, la voce che Wikipedia dedica a questa parola, troverete una frase che effettivamente fa pensare e che poi introduce il discorso che faremo dopo, cioè che Internet, la rete, è diventato il veicolo definitivo dei memi, perché per molti secoli, millenni possiamo dire, il veicolo principale dei memi è stata la mente umana, il cervello umano. Poi sono state le varie tecnologie della comunicazione umana, i libri stampati, la televisione, eccetera. La rete oggi è effettivamente il veicolo definitivo delle unità di informazione, perché si trasmettono in maniera praticamente istantanea e in una quantità di copie teoricamente illimitata. Come sappiamo, possiamo mandare una mail la possiamo mandare a migliaia di persone, se non di più. Ora, la parola è entrata nel vocabolario inglese, nell'Oxford English Dictionary, è entrata nel 98, perché appunto gli autori del famoso vocabolario dizionario inglese l'hanno recepita dopo che appunto la parola aveva dato prova di sé. Ora, se ci fate caso, in questa voce del dizionario inglese online si hanno due accezioni, 1 e 2, no? E queste due accezioni sono compresenti nella nozione attuale di meme. Noi poi, come dire, nella discussione che segue ci occuperemo dell'accezione numero 2, no? Così come avveniva nella slide precedente, dove si vedeva
l'hashtag di Renzi e la sua faccia, no? Ma la definizione principe, diciamo, teorica, antropologico-culturale, eccetera, fondamentale, è la prima, e l'Oxford English Dictionary l'ha definita così: meme è un elemento di una cultura o un sistema di comportamento che passa, diciamo così, da individuo a individuo per imitazione o altri strumenti o altri mezzi non genetici. Oppure, nel significato 2, quello che ha assunto in questi ultimi anni, è un'immagine, un video, un frammento di testo, eccetera, tipicamente di natura umoristica, che è copiato e che si diffonde rapidamente presso gli utenti di internet, spesso con leggere variazioni. Queste leggere variazioni fra poco diciamo, ritorneranno. Per quanto riguarda l'Italia è interessante osservare questa situazione. Per la prima volta la parola entra nell'edizione 99-2000 del dizionario di De Mauro, con una definizione molto simile a quella che abbiamo dato adesso. Poi lo Zingarelli la registra nel 2003, ma molti altri dizionari non la registrano. Il De Votoli oppure i Sabatini. Per esempio l'anno scorso ricordo che ho avuto la possibilità di chiedere direttamente a Sabatini se lui avesse inserito questa parola nel suo vocabolario, nelle ultime edizioni del suo vocabolario. Stavamo mangiando sardi a beccafico al Tropico Med e lui mi ha detto, poverino, no, non conosceva completamente questa parola, nonostante appunto il De Mauro la registri già dal 1999, praticamente subito dopo l'Oxford English Dictionary. È significativo invece che Treccani, che non registra la parola nell'edizione cartacea, l'ho controllata in questi giorni, la registra invece nell'edizione online sotto, come se fosse un neologismo 2012. Fateci caso, di sotto c'è scritto neologismo 2012, cioè la inserisce proprio nel 2012, 2 anni fa, in un modo però devo dire abbastanza deludente, nonostante si tratti di Treccani. Cioè va bene la definizione iniziale, dice singolo elemento di una cultura o di un sistema di comportamento replicabile e trasmissibile per imitazione da un individuo a un altro, come vedete riprende quasi alla lettera la definizione del dizionario inglese, solo che però a un certo punto prende 2 ricorrenze della parola in articoli giornalistici della stampa italiana, ma in un modo, devo dire, deludente, soprattutto il secondo esempio, quando si legge un meme nel gergo della rete, un meme nella pronuncia inglese diffuso attraverso i meccanismi delle nuove tecnologie e dei nuovi prodotti, hashtag Facebook, blog, email, YouTube, usato a volte per fare pubblicità commerciale, eccetera. L'articolo è di Vittorio Zucconi, Repubblica 6 marzo 2012. Ora c'è un fatto, e Zucconi è persona, diciamo, esperta del mondo anglo-americano, addirittura vive in America. Sono andato a controllare l'articolo integrale, diciamo, da cui è entrato questo passo, e devo dire che la Treccani l'ha citato malissimo, perché la citazione è fatta in modo tale che il lettore non capisca cosa voglia dire chiunque può entrarvi e uscirne, no? Cioè questa frase, un lettore, come dire, di fronte a questa frase viene sviato perché pensa che entrare e uscire abbia a che fare con i meme. In realtà non è così, perché Vittorio Zucconi in quell'articolo parlava di Anonymous, cioè appunto di quel gruppo di più o meno pirati informatici, e si riferiva a questo e diceva che un meme, che Anonymous è un meme, no? Ma qui coloro che hanno fatto questo taglio nella citazione hanno lasciato una frase che rende totalmente ambiguo il passaggio. Quindi, come vedete, nel Treccani registra come neologismo la parola soltanto nel 2012. Ora, Dawkins nel secondo capitolo del genio egoista individuava 3 proprietà che i replicatori devono possedere per essere buoni, diciamo, per farcela. Come sapete il DNA è uno di questi, e lui in particolare si occupava del DNA in quel caso, anche se poi parlava di altri replicatori, più avanti nel libro, in particolare del meme. Le 3 caratteristiche fondamentali individuate da Dawkins nel 76 sono appunto la longevità, cioè un replicatore deve poter durare nel tempo, deve essere fecondo, cioè deve essere capace di produrre molte copie di se stesso, e deve possedere la fedeltà di copiatura, cioè deve produrre copie di se stesso quanto più accurate possibili. Naturalmente, come sapete, nel mondo digitale la fedeltà di copiatura è una delle caratteristiche proprio
che spiccano maggiormente, perché una cosa è copiare a mano, lui addirittura faceva l'esempio degli amanuensi, no? Addirittura di quelli che sbagliavano a tradurre una parola che magari in aramaico significava, diciamo, giovane fanciulla, poi diventa vergine in greco e nasce tutta la partenogenesi della cultura cristiana. Ecco, lui già faceva all'epoca questo esempio un po' polemico. Oggi invece la fedeltà di copiatura garantita dai mezzi tecnologici è quasi assoluta. Queste sono le tre caratteristiche fondamentali che accomunano quindi i replicatori egoisti come i geni e i memi, cioè queste unità di informazione. La teoria che io appunto vi sto illustrando si basa su quello che viene chiamato darwinismo universale, cioè un'estensione della teoria di Darwin che descrive un algoritmo a cui come dire, un algoritmo che viene rispettato da qualunque tipo di replicatore. Quindi mentre Darwin si confinava il suo pensiero nell'ambito strettamente biologico, oggi il neodarwinismo estende l'algoritmo darwiniano a qualsiasi altra cosa, comprese le creature culturali chiamate memi. Il nucleo essenziale della teoria dell'algoritmo è questo: se si ha una situazione in cui c'è replicazione, cioè possibilità di produrre copie, variazione errori di copiatura sarebbe quello che succede in biologia, no? Da piccoli errori di trascrizione dei geni nascono nuove specie, nascono nuove creature e quindi avviene l'evoluzione delle specie. È la stessa cosa in ambito culturale: variazioni nel processo di copiatura per imitazione o in altro modo produce la diversità delle idee e la capacità delle migliori di sopravvivere eventualmente. E poi appunto la selezione, cioè la fitness differenziale. Le idee o i geni che meglio si adattano a un determinato ambiente sopravvivono. Se ci sono queste tre condizioni, dice l'algoritmo del darwinismo universale secondo Dennett e Susan Blackmore, allora ci sarà evoluzione, appunto, disegno apparente, quello che ci sembra un disegno nell'ordine delle specie, dal caos originario, dal caos, potremmo dire, del brodo primordiale che può essere quello della vita sulla Terra o quello dei cervelli umani. Questo è, diciamo così, possiamo dire il DNA della teoria memetica, cioè il rispetto di questo algoritmo garantisce evoluzione, e può avvenire questa evoluzione sia in ambito biologico che in ambito culturale da pochi millenni sulla Terra, grazie ai cervelli umani. Questo è un schema che così vi invito soltanto a visionare dal basso verso l'alto molto velocemente, e lo ha realizzato Dennett in un suo articolo sui nuovi replicatori, sui memi, per illustrare cosa potrebbero essere i memi, no? Come vedete c'è una differenza fondamentale: negli esseri umani sono quelli più numerosi e quelli degli animali, e negli esseri umani appunto si possono distinguere in comportamenti oppure manufatti. I comportamenti possono essere parole del linguaggio oppure giochi, gesti, canzoni, poi appunto abbiamo i metodi di tipo linguistico, metodi di caccia, metodi di costruzione, dalla minigonna, diciamo così, all'idea di Dio, ecco, per intenderci. Questi sono memi. Mentre nel mondo animale si possono come dire, considerare memi i percorsi migratori, i modi di attrarre il partner, i segnali, i richiami di allarme, eccetera. Questo schema, appunto, vi dicevo, si trova nella voce che Dennett ha scritto per l'enciclopedia del darwinismo, e poi l'ha ristampata in un suo libro del 2006 che si chiama Rompere l'incantesimo. Ecco, il 1996 è una data importante per la memetica, perché nel 1996 escono due libri quasi in contemporanea, entrambi dedicati ai memi. Uno scritto da Richard Brody, che si chiama Virus of the Mind, che è qui rappresentato. Poi ce n'era un altro di un certo Aaron Lynch, che è un giovane fisico, e poi sempre nel 1996 uscì il libro di Sperber, da cui il titolo della trasmissione di Porro, cioè il contagio delle idee. I titoli erano simili, perché questo si intitola Virus della mente, quello di Lynch si intitolava Il contagio del pensiero, quello di Sperber si intitolava Il contagio delle idee. E tutti e tre parlano della diffusione delle idee come se fossero delle epidemie. Ora, qui c'è da dire una cosa: l'idea che le conoscenze, eccetera, si diffondano per imitazione come delle epidemie presso gli esseri umani non è nuova, cioè non è originalissima.
Già alcuni sociologi francesi tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento avevano chiaramente parlato in questi termini, penso soprattutto a Tard o a Le Bon. Ma negli ultimi anni queste idee sono state fuse con il paradigma neodarwiniano evoluzionistico e quindi rese molto più rigorose. Io qui ho preso soltanto alcune idee del libro di Brody perché sono le più semplici e si può dire il primo libro dedicato interamente ai memi. Lui la chiama la nuova scienza del meme e Brody nel suo libro individuava alcuni aspetti che poi vengono citati in tutti gli altri testi sui meme pubblicati successivamente. Lui individuava i tipi di memi e i metodi del contagio soprattutto. I tipi di memi secondo lui erano 3. Vi informo che insomma altri autori individuano molte più caratteristiche, ma le sue sono diventate famose. Cioè i memi distinzione sono proprio le etichette anche nominali che noi mettiamo sulle cose. Rosa invece di margherita, tavolo invece di sedia. Questi sono memi che ci servono per distinguere le cose, per classificare la realtà che abbiamo davanti in oggetti o in proprietà. Poi ci sono i memi strategia. I memi strategia sono regole di comportamento, sono regole che noi apprendiamo e che ci permettono di agire in un certo modo secondo relazioni di causa-effetto, cioè sono regole del tipo: se fai questo allora succede quest'altra cosa. I meme associazioni invece sono i memi, per esempio, sfruttati tantissimo dalla pubblicità e dalla politica oggi, e quindi questo è l'argomento. In questo libro c'è un capitolo dedicato alla pubblicità, al viral marketing come viene chiamato oggi, cioè al marketing virale e alla politica, cioè dire la possibilità di influenzare le persone creando delle associazioni fisse. Per intenderci, pensate alla macchina associata con la bella donna. Perché avviene questo? Perché la mente umana ha un punto debole attraverso il quale passano quelli che poi lui chiama i cavalli di Troia. I punti deboli della mente umana derivano dalla nostra evoluzione. La nostra evoluzione ha fatto sì che il nostro cervello fosse sensibile a quelli che lui chiama genetic buttons, cioè bottoni genetici. Questi bottoni, se vengono premuti bene, sono, come dire, delle porte aperte per la nostra mente, lasciano passare qualsiasi cosa. Questi bottoni sono naturalmente il sesso, la paura, il cibo, la protezione. Cioè questi elementi fondamentali, questi si potrebbero chiamare anche questi bisogni primari, sono quelli sui quali fanno leva gli esperti di marketing e oggi anche i politici. No? Ora, non per fare polemiche, ma voglio dire, il fatto stesso che a un politico venga in mente di dare la mancia come primo atto politico ai cittadini attraverso i famosi 80 euro di cui stiamo parlando, ecco, vi dovrebbe fare riflettere, no? Cioè un politico potrebbe anche inventarsi altre cose, invece dare l'elemosina è già qualcosa che ha a che fare con l'associazione legata a bisogni primari, no? Perché lui stesso poi dice quello che dobbiamo comprare, mette il carrello del supermercato, nella slide devi comprare il latte oppure devi comprare il libro, eccetera. Ecco, i metodi del contagio invece secondo Brody erano di 3 tipi fondamentalmente, che sono la ripetizione, ripetere sempre una cosa, un messaggio, aiuta questo messaggio a fissarsi nella nostra mente. La dissonanza cognitiva sarebbe quando un messaggio è in contrasto con le nostre aspettative o con il nostro stato d'animo, in modo che la nostra mente, il nostro cervello venga messo in allarme e cerchi di razionalizzare quello che sta vedendo. Questo lo si può vedere per esempio in certe pubblicità scioccanti, no? Quando il telespettatore oppure il fruitore del messaggio pubblicitario è costretto a chiedersi ma cosa c'entra questo messaggio con questo prodotto, allora si attiva tutta una elaborazione interpretativa mentale che aiuta il messaggio stesso pubblicitario a fissarsi nella mente. Poi appunto c'è il cavallo di Troia, cioè il cavallo di Troia è chiamato così però per motivi evidenti che sono noti a tutti, cioè dire quel meme che si associa a qualcun altro ed entra nella nostra mente senza che noi ce ne accorgiamo. Questo lo usano i politici quando per esempio, vi faccio lo stesso esempio che fa Brody, quando un politico per esempio elenca una serie di cose in ordine di importanza per noi. Cioè dire, magari l'ultima cosa che gli interessa la mette, o meglio, la cosa che interessa a lui comunicare la mette per ultima nell'elenco, mentre all'inizio lui mette delle cose sulle quali tutti saremmo d'accordo, in modo che
questo pacchetto di informazioni che noi accettiamo facilmente passa nella nostra mente, ma attaccato c'è un cavallo di Troia, cioè il messaggio nascosto che il politico voleva che passasse o il pubblicitario. Oggi, come sapete, pubblicità e politica sono diventati praticamente la stessa cosa. Come i decreti che fanno, i decreti che fa, c'è all'inizio ci sono le cose, poi mucciati ci sono. Bravo, esattamente. Ecco, mi sto avviando alla conclusione per farvi vedere due esempi di cose che vengono chiamate oggi T-meme oppure team o teme, che vuol dire meme tecnologico. Questo termine non l'ha inventato Dawkins, l'ha inventato la psicologa inglese sua allieva Susan Blackmore, una donna molto simpatica, una donna del 51, oggi ha 63 anni, però si è convertita alla religione zen e porta i capelli di vari colori, rossi, arancioni, eccetera, gialli. Lei è una grande teorica della memetica. Lei ha pubblicato nel 99 il libro più famoso che si chiama La macchina dei memi e ha proposto di chiamare i memi tecnologici che si possono riprodurre automaticamente oggi, di chiamarli appunto T-memi oppure memi tecnologici. C'è una cosa interessante a questo proposito, perché ho scelto questo meme? Perché le persone normalmente colte non sanno niente di memetica in genere. Tuttavia mi è capitato in questi ultimi anni una volta di parlare con una mia studentessa, la quale conosceva la parola meme. La cosa mi ha molto colpito, no? Come fai tu a conoscere la parola meme? E lei mi ha spiegato appunto che esistono dei siti che creano memi. Ecco, questa cosa mi era sfuggita fino a un paio di anni fa. Cioè dire che nel linguaggio di internet di oggi, meme è appunto quel tipo di messaggio virale che viene prodotto apposta e che Brody chiamava virus del disegnatore, lo chiamava lui. Oggi tutte queste cose vengono fatte in maniera automatica, cioè c'è un sito dove per esempio io posso creare il meme famoso di Willy Wonka, questo qua, che impazza in rete. Uno digita la frase che vuole mettere e lui lo crea ed è possibile poi condividerlo, eccetera. Questo dice appunto, sapete come è fatto questo meme, no? I soldi non bastano mai, le tasse aumentano, la benzina è cara. Ah sì, allora dimmi come mai sei andato a passare la notte fuori dall'Apple Store per comprarti l'iPhone 5, no? Ecco, questo meme funziona sempre in questo modo. C'è prima una frase in cui lui ripete quello che l'altro gli ha detto e poi lui dà la sua frecciatina, lancia la sua frecciatina ironica. Ce ne sono tantissimi in rete. Ecco, secondo i filosofi della memetica più accademici, diciamo, questo uso dei memi ovviamente è una degradazione del concetto filosofico, biologico, culturale. Però, ecco, se analizziamo memeticamente il fenomeno, possiamo dire che questo è un adattamento alla rete della nozione di meme, cioè utilizzare in questo modo una nozione che è quella di unità di informazione che si replica velocemente. Ecco, questo è universale, esiste sia in italiano che in inglese, uno lo può, può utilizzarlo sempre per comunicare qualche pensiero agli amici. Invece questo, per esempio, è un caso di meme che è stato creato in un contesto specifico ben preciso. Se vi ricordate, il contesto specifico preciso è quello delle elezioni dell'anno scorso. A un certo punto, se vi ricordate, Berlusconi che cosa fece? Promise non solo l'abolizione dell'IMU, ma se l'IMU non viene abolita la restituisco io di tasca mia, se vi ricordate. Questa frase colpì tantissimo. Allora venne creato questo meme di Berlusconi che prende i portafogli, no? E utilizzando appunto questa immagine, sopra vengono messe delle frasi, una più assurda dell'altra, per prenderlo in giro. Questo è un uso dei memi in una campagna elettorale. Appunto per farvi vedere come le due cose vanno insieme. Concludo, prima di passare la parola a Francesco, con una frase tratta appunto dal libro citato in precedenza di Brody. Questa frase si trova nell'introduzione del libro. Per coloro i quali vogliono capire se stessi, imparare qualcosa sulla memetica dà una grandissima soddisfazione. Io credo che le persone che capiscono la memetica avranno un crescente vantaggio nella vita, specialmente nel preservare se stessi dall'essere manipolati o sfruttati.
se voi capite meglio come funziona la vostra mente, potete navigare meglio attraverso un mondo di manipolazione sottile e crescente. Grazie. La politica e la democrazia non saranno più quelle che vorranno i popoli, ma sarà quella che vorrà la televisione. Adesso siamo andati oltre, siamo arrivati ai nuovi media, e dei nuovi media e del mutamento della comunicazione politica adesso parlerà Francesco. Buonasera a tutti. Io so che parlando in questa stanza completamente spenta il rischio che si corre che vi addormentate, no? O che pian piano ve ne andate, io rimango solo a parlare insieme a Marco. Però c'era un mio professore che, poveraccio, ogni tanto provava a far vedere queste cose e poi restava solo nell'aula. Ma correrò questo rischio perché ci sono alcune cose che volevo farvi vedere. In realtà volevo farvi vedere anche dei video, però c'è un problema tecnico, quindi non ce la farò, per cui cercherò magari di illustrarveli velocemente. La giornata di oggi pone un record storico. Per la prima volta un grande quotidiano internazionale che ha una versione italiana, l'Huffington Post, chiede un parere sulla comunicazione politica del nostro premier Renzi, non a un politologo, non a un filosofo, non a un sociologo, non a uno psicologo, nemmeno a uno psichiatra, lo chiede a Giorgio Mastrota. Chi è Giorgio Mastrota? Penso lo conoscete tutti, è il re delle televendite. Domanda a Giorgio Mastrota cosa ne pensa della comunicazione del Presidente del Consiglio attraverso le slide. Giorgio Mastrota risponde: Renzi è bravissimo, anzi, se io dovessi decidere lo assumerei subito. Ecco, questo sigillo sulla grande comunicazione politica del Presidente del Consiglio dato da Giorgio Mastrota ci fa capire che cosa sta accadendo, cioè dove siamo. Secondo aspetto importantissimo, il Presidente del Consiglio che dichiara: se entro maggio non riesco a fare queste cose, allora dite che Renzi è un buffone. Mai successo nella storia. Provate a fare una carrellata. Io sono andato a vedere tutte le registrazioni possibili che erano rintracciabili su YouTube. Non c'è stato un solo Presidente del Consiglio che si è messo in discussione cosa, neppure Berlusconi. Quindi questo cosa significa? Cioè, lo colleghiamo a una sola parola, molto semplicemente: credibilità. Oggi la politica ha perso totalmente credibilità. Il Presidente del Consiglio deve mettersi in gioco lui, deve addirittura metterci la sua faccia per dire: se io non faccio questa cosa vuol dire che sono un buffone. Proviamo a fare un passo indietro, vediamo da dove siamo partiti, no? Ecco, questo è il signor Enrico Berlinguer, morto 30 anni fa, un signore che era assolutamente considerato la non comunicazione, era considerato una persona timidissima, nulla a che fare con la figliola, oggi direttore del TG3, molto aggressiva, molto espansiva. Era un personaggio molto cauto in qualunque dichiarazione, un personaggio che è stato capace anche di rendere politicamente in un momento in cui sembrava quasi assediato. Io ho scritto, uscirà nei prossimi giorni una collettanea proprio su Berlinguer, io ho scritto un piccolo saggio su Berlinguer comunicatore. La cosa che mi ha colpito facendo ricerca proprio su Berlinguer comunicatore è che Enzo Biagi, in una sua intervista pubblicata nel libro I come italiani, dice: pensate a Enzo Biagi, che comunque non si fidava di nessuno, che sparlava tutti i politici, che poi è stato cacciato da Berlusconi, che conclude questa sua intervista dicendo: ho avuto l'impressione che questo è un politico che dice la verità. E mi è molto colpito questa cosa, perché pensate, una persona le cui frasi oggi sono scritte sui muri, su quelli elettronici ma anche su quelli veri, in tante città dove ci sono alcune frasi di Berlinguer scritte che quindi hanno lasciato un segno dal punto di vista anche della comunicazione di alcuni valori, che non riusciva assolutamente ad essere un personaggio televisivo. Mi dispiace molto perché volevo farvi vedere, avevo preparato questo video sulla questione morale ma non si vede,
che sostanzialmente riprende un po' il ragionamento che prima faceva Marco, cioè la retorica in politica. Cioè la retorica è completamente, non c'è più la retorica in politica. Pensate, anche i personaggi della Prima Repubblica erano capaci di parlare per un'ora, potevamo ascoltare Fini in una tribuna elettorale per un'ora, alla fine poi spegnevamo la televisione e dicevamo: ma che voleva dire? Ma che ha detto? Qual è il contenuto che ci ha lasciato? Parliamo di Fini per parlare anche di altri personaggi. Delle tribune elettorali che, se le andate a rivedere, erano implacabili, con questo personaggio Jadavi Jacobelli che bacchettava anche i grandi della politica, da Fanfani ad Andreotti allo stesso Berlinguer, ad Aldo Moro, e c'era proprio quest'idea, no? Di questa, diciamo, addirittura in un certo momento la retorica fu anche concepita come qualcosa che rendeva il politico anche in maniera negativa. Pensate l'ultimo discorso fatto da Craxi alla Camera, se lo andate a rivedere, è un pezzo veramente di storia della comunicazione politica, cioè una persona che esce da un albergo e viene preso a colpi di monetine, che arriva alla Camera e fa un discorso di altissima scuola politica, che ancora oggi rimane un discorso importantissimo. Io non darò giudizi di nessun tipo dal punto di vista politico, sto parlando solo di linguaggi di comunicazione. E Craxi però non riesce a lasciare il segno in quella che era la comunicazione politica. Pensate a un grandissimo intellettuale come Spadolini, che è rimasto nella storia come il primo presidente della Repubblica che fece il primo atto comunicativo della storia, regalare la Costituzione agli italiani. Eppure oggi voi non ne sentite quasi completamente parlare. Ecco come la politica è cambiata. Cioè diciamo che il blocco che si è creato è un blocco pre-berlusconiano e post-berlusconiano. Io di questo sono fortemente convinto, con tutte le derive negative che dobbiamo in qualche modo registrare. Cioè il discorso che oggi Mastrota diventa testimonial o diventa opinion leader su come viene fatta la comunicazione politica ci fa capire che il marketing elettorale e il marketing politico ormai è un'unica cosa con il marketing pubblicitario. E diciamo che l'annuncio di Berlusconi, quella "ho scelto di scendere in campo", che poco fa sentivate, io non riesco a farlo rivedere perché non abbiamo la connessione, ma io ho esaminato anche insieme ai miei studenti per tante volte il primo discorso di Berlusconi, è qualcosa che è studiato nel dettaglio dal punto di vista della comunicazione, ed è talmente studiato nel dettaglio che riesce a entrare anche dentro e a rimanere impresso anche alle persone che non hanno mai votato Berlusconi e che mai lo voterebbero. Ok, questo è uno dei video che ha fatto Obama. Sostanzialmente introduce nel linguaggio della politica un qualcosa che è assolutamente straordinario, l'idea del voi. Obama in questo video dice: questa vittoria appartiene a voi, non sono mai stato il candidato perfetto per questo incarico, non siamo partiti con molto denaro e molti supporti, la nostra campagna elettorale non si è tenuta non è stata nei salotti di Washington, ma è stata nelle piccole comunità, è stata nell'incontrare la gente, anche la gente che sembrava l'ultima. Ecco, quindi diciamo che il voi invece dell'io rappresenta un nuovo modo di fare politica, di fare comunicazione politica, e che allontana un po' quell'elemento di retorica che nella prima parte si era sviluppato. Ecco, siamo arrivati dalla retorica della politica alla politica social, quindi l'estremizzazione del linguaggio. Fino a qualche tempo fa mai avremmo pensato che il vaffa, nel senso di vaffa, diventasse qualcosa che era poi uno slogan utilizzato addirittura per delle manifestazioni politiche. Lì entriamo nel vecchio ragionamento importantissimo se è antipolitica, se è subpolitica, diciamo i politologi si dividono in questo, nel senso che l'antipolitica è un po' diversa dalla subpolitica, ma in entrambi i casi sia l'antipolitica che la subpolitica provano a lanciare un'accusa verso chi governa e nel frattempo a trovare delle soluzioni alternative. Diciamo che il disorientamento del cittadino nasce anche dal fatto che è felice che in qualche momento c'è qualcuno che dice che le cose devono cambiare, ma il cittadino vorrebbe anche sentire come queste cose devono cambiare. E lì si giustifica la grandissima paura che tutta la politica ha.
cioè quella che le persone non vanno a votare e che il livello di rappresentatività si abbassa sempre di più. Le elezioni in Sicilia regionali e le elezioni in Sardegna regionali testimoniano che due regioni chiave nel panorama politico, la non comunicazione politica, l'incapacità di far passare messaggi, di far passare contenuti, di richiamare valori. Una delle grandi capacità di Obama è stato quello di richiamare i valori sia nel 2008 che nell'ultima campagna elettorale, utilizzando i mezzi che sono i più diversi, non necessariamente soltanto internet, perché se voi andate a giudicare oggi le performance della politica sulla rete, vi accorgerete che le performance della politica non sono performance, e ci stiamo riaggiornando al 2014, non sono performance che permettono al cittadino di dialogare con la politica, di esprimere una propria opinione. Se voi andate sui social network, voi trovate rabbia, trovate invettive, trovate accuse, ma non trovate proposte, non trovate politici che rispondono ai cittadini, trovate politici che quasi quasi sono imbarazzati, che non hanno voglia di rispondere, che rispondono stizziti, che cercano di propagandare le cose che stanno facendo, cercando di affrontare il confronto il meno possibile. Appunto, non è che sia stati più pettinati le bambole? No, aspetta, a Genova diciamo asciugare gli scogli, che cosa? Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta. Scusa Cross. Lo affermassero che li sbraniamo. Nelle stesse ore Berlusconi trattava Balotelli. E quindi io vi do l'annuncio che sto trattando con Leo Messi per il Bettola Football Club. Poi no, dice a Bettola non c'è neanche la squadra, ma mi ha detto che gioca da solo. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul petto. Molto bene, molto. Era un pranzo che dovevamo fare nei tempi della campagna elettorale, era il pranzo di conclusione, dovevo capire che ci faceva il tacchino sul tetto, me l'ha spiegato, adesso sono uomo felice. Ragazzi, siamo pazzi? Siamo mica qui a mettere la crema da Barbara e Ringo. Ragazzi, siamo mica qui a spalmare lontano le zanzare. Ragazzi, non è che per piastrellare il bagno usi le sottilette. Ragazzi, siamo mica qui a mettere i pannelli fotovoltaici alle lucciole. Ma insomma, in pochi secondi, siccome c'è la par condicio, posso parlare solo un attimo di metafora e di linguaggio. Parte l'invenzione sua che tira la metafora fino al surreale. Però per me la metafora è la figura retorica più democratica che c'è, perché riesce, se fatta bene, a far capire con immediatezza un concetto anche magari non semplice a volte a tutti quanti. Pensate, sono 20 secondi. No, va. E questo dà, secondo me, l'idea, almeno bisogna provarci, che il linguaggio è qualcosa che fa con la politica. A me dicono spesso se sei dialettale, sei trasandato. No, io penso che se un linguaggio cerca di farsi capire, allude a una politica che deve essere semplice, trasparente, molto concreta, senza perdere i sogni, ma senza trasformarla in una favola o in una demagogia. Ecco. E come avete visto, Ti racconto che cosa vogliamo fare. ecco, questo è, aspetta, Abbassa. proviamo a fermarlo. Allora, avete visto che la metafora comunque non ha funzionato con Bersani. Non solo non ha funzionato, ma poi ha anche creato un personaggio comico di un leader politico. Quindi quello che lui riteneva una semplificazione, e probabilmente i suoi consulenti politici gli hanno detto bisogna lavorare su questo perché questo poi ti permette
di poter ottenere dei risultati dal punto di vista della creazione del consenso, poi questo alla fine non ha completamente funzionato. Ecco, questa è la registrazione, ma penso che l'avete vista tutti perché è girata su internet, soprattutto sui social network tantissimo, è l'incontro tra Matteo Renzi e Beppe Grillo, incontro che è stato trasmesso in diretta per la prima volta, delle trattative per un governo che comunque già si sapeva come doveva essere fatto perché già era stato deciso fuori dal Parlamento, e c'è questa frase che dice ti do un minuto, non ho tempo per te, di Beppe Grillo. Allora Renzi risponde prendo un minuto, a un certo punto poi Grillo comincia ad accusare Renzi e Renzi gli risponde Beppe, esci da questo blog, non sei sul blog, esci da questo blog. Ecco, quindi cosa significa? Che quella che doveva essere una tecnica di trasparenza, una tecnica di rendiconto ai cittadini di quello che si stava facendo, la possibilità per la prima volta che ci veniva data di assistere a un confronto tra un presidente incaricato e un leader d'opposizione, diventa uno scontro violento. C'è un'interruzione continua da parte di entrambi, la risposta non viene data, alla fine si stringono la mano, ma chiaramente si è trattato di una comunicazione violentissima, di un non dialogo che poteva sicuramente essere evitato. Quindi la diretta streaming, che era un elemento di trasparenza per tutti noi, è diventato soltanto una certificazione della... Ti racconto che cosa vogliamo fare. Un attimo. Abbassate per piacere, grazie. Grazie mille, molto gentile. Fantastico. Primo, vedo tosto. Ma è fantastico. Sai che napoletano. Istituzionale. Sai, abbiamo uno che si chiama Fico alla RAI, che quest'anno aveva un rimborso spese di 30.000 euro per la vigilanza. Sai quanto ha speso? 183 euro. E secondo me ha fatto una crestina di 2-3 euro. Bene, ma vero, ti raccontiamo che cosa vogliamo fare nelle prossime, diciamo nei prossimi 4 mesi. Noi abbiamo il semestre europeo a luglio e avendo il semestre europeo a luglio l'obiettivo è quello di arrivare a questo appuntamento per ragionare di un'Europa diversa. Non credo che la pensiamo allo stesso modo, però vogliamo anche noi cambiare l'idea di Europa e provare a farlo avendo sistemato le cose in casa, avendo fatto i compiti a casa. Che significa? Uno, portiamo in discussione al Senato, giusto, il disegno di legge del Rio sulle province, su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non avete fatto ostruzionismo. Avete fatto conto, chiedo scusa. No, posso interrompere un sacco, perché i piani, i programmi. Fammelo dire prima, poi mi ma perché i programmi non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono si gioca un po' per uno, però bisogna parlare, poi parlite, facciamo un po' per uno per correttezza. No, dai, non è possibile. No, mi fai finire di parlare. No, io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata, gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma allo stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi dispiace. Vabbè, comunque continua così. Quindi guardate un po' l'evoluzione in questo manifesto, no? Guardate com'è cambiata. Questa che vedete a sinistra è la folla di De Gasperi. La folla di De Gasperi, De Gasperi che parla... Arriva Crocetta e Profilo. Ti sembra Crocetta e De Gasperi? Ormai vi ha proprio cambiato. Di profilo, dai, È riuscito a fare un lavoro straordinario, Crocetta. Siamo plagiati. Siete plagiati. Allora, vedete la piazza di De Gasperi, vedete la piazza di Bidei. Sembrano apparentemente due piazze simili, una è la piazza di Bologna, la seconda la vedete giù, ma l'altra è la piazza di Roma, ma capite che questa cosa vi dà la sensazione come se fossero due piazze uguali, in realtà sono due piazze completamente diverse, con due aspettative completamente diverse, con due linguaggi della politica completamente diversi.
Guardate questi manifesti. Il primo a sinistra è il manifesto elettorale della DC dopo la guerra. Guardate l'elemento materno: madre, salva i tuoi figli dal bolscevismo, vota Democrazia Cristiana. Questo era l'appello che veniva lanciato alla Democrazia Cristiana. Questo è un manifesto che io ho beccato della Lega in Veneto. C'è stata tutta una questione perché è stata anche smentito poi dalla Lega ufficiale, si diceva che era di una frangia della Lega. Comunque vi posso assicurare che è qualcosa di vomitevole. Il Veneto, che senza la politica romana padana, vedete che ha questa bellissima soluzione, diciamo, da quinta misura, forse anche più. Il Veneto invece con la politica romano-padana, che è stato completamente prosciugato, e mettono l'immagine di un anoressico. Qualcosa che è veramente vomitevole nell'espressione, però vi assicuro che con il linguaggio forte e con questa immagine ancora più forte è qualcosa che attecchisce tantissimo alle persone, che comunque sono abituate all'idea che questo svuotamento può avvenire soltanto a Roma, cioè che il problema non appena chi è capace di decidere decide dalla capitale, si crea questo. Quindi anche regioni che sono molto floride poi diventano povere perché tutto passa attraverso Roma. Poi diciamo la storia dei finanziamenti ai partiti e dei consigli regionali ci ha dimostrato che poi insomma c'era un problema che non era soltanto legato a Roma. Ecco, il dominio della rete ha cambiato parecchie cose, cioè internet ci ha dato la possibilità di andare a cercare le fonti in maniera autonoma. Oggi se io voglio risentire un discorso vado su YouTube e me lo vado a risentire, quindi la parola scritta, parlata, le immagini non sono più separate come mezzi distinti, ma sono un'unica cosa, cioè una rappresentazione che ci sembra reale e che non ha barriere fisiche. Quindi caduta di credibilità dei mezzi di informazione, perché noi attraverso la rete ci sentiamo protagonisti. Perché la caduta di credibilità? Perché i mezzi di informazione con l'avvento di internet hanno perso quella loro capacità di mediazione, e quindi nel momento in cui il politico dice una cosa e immediatamente tutto si ritrova su YouTube, immediatamente dopo il giornalista che scrive il pezzo e magari lo mette in rete 3 ore dopo è già in ritardo, ma è in ritardo notevole, e quindi anche se mette una sua valutazione non riesce a dare una vera rappresentazione. Ecco, noi abbiamo una sorta di grande lavagna, di grandissima lavagna, con tantissimi dati, informazioni, relazioni, quindi questa società che noi chiamiamo 3.0 è una sorta di grande lavagna. Lo scrive nel 2012 in un bellissimo libro che si intitola I filtri al Parisier, che era uno dei collaboratori di Obama, e dice che praticamente oggi noi in qualche modo abbiamo quasi una documentazione costante di tutto quello che accade nella nostra società. Dobbiamo poi capire se questa grande lavagna recupera tutte quelle cose che in realtà devono essere recuperate, o non recupera solo alcune, perché c'è comunque sempre una grande regia dietro. Ecco, un altro aspetto importantissimo dell'ultimo periodo della comunicazione politica è quello del ribaltamento degli schemi, cioè linguaggio di destra per dire delle cose di sinistra, linguaggio di sinistra per dire delle cose di destra. Nulla di nuovo, questa è una cosa che tra l'altro ha scritto pochissimi giorni fa Gramellini sulla Stampa, proprio riferendosi al discorso di Renzi, perché dice Gramellini: non abbiamo capito se era Renzi o era Berlusconi, se era Berlusconi vestito da Renzi, Renzi vestito da Berlusconi. In fondo il tipo di linguaggio era lo stesso. Attenzione, se si utilizza lo stesso linguaggio anche per fare delle cose, per fare le stesse cose, facciamo l'esempio di Tony Blair, perché è quello a cui Renzi si ispira tantissimo, e dopo che Tony Blair gli ha fatto i complimenti si è sentito in qualche modo legittimato. Come ha fatto Blair, quando Blair si è insediato dopo 15 anni di thatcherismo, dove la Thatcher faceva delle cose di sinistra per accreditarsi una certa parte della popolazione, Tony Blair ha cominciato a dire alle persone di sinistra anche alcune cose in un linguaggio che era di destra. Ecco, oggi probabilmente sta accadendo questa cosa. C'è un problema di fondo, che il linguaggio della politica deve essere un linguaggio che deve trovare una sua sintesi per andare a convincere gli incerti,
per andare a convincere quelli che non vogliono andare a votare, e nel caso per esempio del centrodestra, per riaccreditare quelle persone che hanno deciso di non votare più centrodestra. Quindi è come se tutta la partita si giocasse sul non voto, sugli incerti e su quelli che hanno cambiato casacca, quelli che votavano a sinistra e che hanno votato Grillo, quelli che votavano a destra e che hanno votato Grillo. Quindi noi ci ritroveremo a una sinistra e una destra che probabilmente parleranno lo stesso linguaggio, quindi questo ribaltamento degli schemi, per convincere gli elettori indecisi, gli elettori che non vogliono andare a votare e quelli che hanno votato Grillo. Grazie. Volevo fare un riferimento storico, che c'è stato un Presidente del Consiglio che ha preceduto Renzi nella battuta del buffone, perché c'è stato Mussolini che disse: se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Quindi è un precedente. E non parliamo della propaganda mussoliniana che sfruttò la radio in maniera esemplare, cioè il primo esempio di propaganda fu durante il fascismo, e non dimentichiamoci che durante il nazismo c'era un ministero della propaganda. Questo solo volevo dire, c'è un collegamento, grazie. Non vorrei fare polemica, però nei vostri interventi io ho notato una cosa che mi preoccupa un po', e cioè avete sviluppato i vostri argomenti come se si trattasse di qualcosa che prescinde dalla volontà degli uomini. Chiarisco meglio il mio concetto. Ho avuto l'impressione che voi abbiate sviluppato una forma di idolatria della comunicazione come un meccanismo che non ha agganci con la volontà, ma che in un certo senso è come se si imponesse agli uomini, è come se si imponesse alla mente degli uomini, che è una cosa che non è che sia rara, si è verificata tante volte. Per esempio si potrebbe fare il caso dello strutturalismo, che aveva tendenze di questo tipo. Ora io ritengo invece che la volontà degli uomini invece dovrebbe essere riportata al suo ruolo fondamentale, e questo è dimostrato da un fatto che è avvenuto nella vita politica italiana e che ha sorpreso tutti, specialmente coloro che nel nostro paese gestiscono il potere nelle sue forme ramificate, e mi riferisco al successo del Movimento 5 Stelle, perché l'apparato comunicativo, i giornali, le televisioni, le reti, tutte erano, come dire, sottomesse a una volontà precisa di difendere degli interessi ormai stratificati nel nostro paese. Persino anche i sondaggi andavano in questa direzione. Probabilmente non erano dei sondaggi autonomi, liberi di poter registrare ciò che effettivamente stava accadendo nel paese. E il risultato, al di là di tutte le aspettative, è stato che il Movimento 5 Stelle, espressione reale, vera, concreta di un disagio e di una rabbia che era presente e che è tuttora presente nell'opinione pubblica italiana, ha avuto il risultato, ora non ricordo bene, il 25, qualcosa del genere %, a dimostrazione quindi che per quanto i meccanismi comunicativi possano essere coartati, condizionati dal potere attraverso le diverse tecniche, però poi c'è l'autonomia della volontà, è la volontà dell'uomo che determina l'efficacia o meno della comunicazione, e questo mi sembra che voi lo abbiate un pochino sottovalutato. Grazie. Nessuno di noi, ma neppure i due relatori che conosco bene da tempo, sono sospettabili di assolutamente, come dire, schierarsi dalla parte dei vincitori, fra virgolette, assolutamente.
fatto era stato questo un tentativo, penso anche abbastanza riuscito, di spiegare, io ho detto all'inizio, anzi di immunizzarsi, cioè di crearsi degli anticorpi proprio conoscendo, proprio come si fa con un vero e proprio virus, prendere il virus per prepararsi e formarsi gli anticorpi. Quindi Francesco, mi pare che tu... Professore, guardi, io la ringrazio per la domanda, ma per quello che mi riguarda, andando in giro per l'Italia a parlare di questi argomenti, mi capita sempre, non so se lei vota Movimento 5 Stelle, ma comunque un rappresentante del Movimento 5 Stelle che mi fa esattamente questa osservazione. Mi dice: voi ci state raccontando un mondo che è teleguidato, che è pilotato, che è un mondo che assolutamente non esiste, perché poi ognuno quando entra nell'urna decide tranquillamente e non si fa condizionare. Allora, per quello che è il mio osservatorio, e ripeto, io ho fatto ricerca solo sulla comunicazione politica, quindi non sono un politologo e non le so spiegare il fenomeno politico del successo di Beppe Grillo, le posso dire come ha lavorato Grillo sulla comunicazione. Intanto aboliamo, diciamo, un'idea che è un'idea completamente sbagliata. Il Movimento 5 Stelle è partito 10 anni fa con i meet-up, ha cominciato a fare riunioni, le persone si incontravano, c'erano già sulla rete elementi e gruppi che si riconoscevano nella comunicazione di Beppe Grillo. Prima cosa. Seconda cosa, il leader di questo movimento è un leader che è diventato leader, ma non perché non ha sfruttato i mezzi di comunicazione, perché guardi che nessuno di noi poteva ottenere il successo mediatico di Grillo non essendo Grillo. Cioè, Grillo era un personaggio televisivo conosciutissimo, con un livello di consenso sul suo lavoro altissimo, anzi con dei periodi in cui lui è stato talmente trasgressivo, non dimentichiamoci quando parlò male del Partito Socialista a Sanremo fu completamente isolato dalla RAI, che lo ha fatto essere vittima e che poi ha permesso anche di rimanere personaggio televisivo. Accanto al Grillo, quindi mi sembra strano dire la comunicazione non appartiene al Movimento 5 Stelle perché poi il Movimento 5 Stelle ha vinto le elezioni senza comunicazione. C'è un signore che si chiama Casaleggio che ha fatto questo lavoro, cioè Casaleggio è stato anche consulente di Di Pietro sulla comunicazione virale in rete, tant'è vero che l'Italia dei Valori ha avuto una buona affermazione anche grazie alla rete, quindi non stiamo parlando di personaggi così che sono arrivati alla politica e che poi hanno espresso una loro, quindi io non credo assolutamente alla favola che Grillo è diventato. L'altra sera, se lei ha visto la trasmissione di Formigli, il rappresentante del Movimento 5 Stelle che è stato espulso, che si chiama Favia, ha detto, e questo io lo posso confermare e lei lo può andare a riscontrare, che non è che il Movimento 5 Stelle non ha finanziamenti. Guardi che il fatto che ci siano 8 milioni e mezzo di persone che sono costantemente sul blog di Beppe Grillo permettono, attraverso Google e i proventi che Google dà a Grillo, di avere un finanziamento straordinario del movimento. Quindi non stiamo parlando di persone che sono lontane dalla comunicazione. Allora, se lei mi avesse detto, e sarei stato totalmente d'accordo con lei, se lei mi avesse detto la Lega non ha sfruttato i mezzi di comunicazione perché è incapace di sfruttarli e ha ottenuto anni fa un consenso, io le avrei detto sono assolutamente d'accordo. Ma se lei mi dice che il Movimento 5 Stelle non ha sfruttato la comunicazione e noi stiamo dando una sensazione di persone telecomandate, no, le persone non sono telecomandate, le persone, permettete il termine che non è molto accademico, sono semplicemente incazzate e hanno bisogno di andare a votare per chi le rappresenta in questa incazzatura. Allora su questo noi costruiamo processi di comunicazione che è legata all'antipolitica e che è legata alla subpolitica, alimentiamo la possibilità di far lamentare queste persone e dopodiché, ora l'altra sera, sempre in questa trasmissione di Formigli, a precisa domanda a un esponente grillino: ma voi volete governare l'Italia? Lui ha rigirato per 20 minuti sulla risposta, ma non ha detto sì o no. Quindi il problema che noi come cittadini ci dobbiamo porre: perfetto, smontiamo tutto, prendiamo l'Italia e la sfasciamo, però
Dobbiamo dire poi chi la deve governare e come la vogliamo governare. Tanto è vero che lei sa che nei comuni dove Grillo ha avuto una grande maggioranza e dove poi ha dovuto fare delle scelte che sono esattamente contrarie rispetto a quelle che l'avevano portata a vincere le elezioni, leggi Parma, poi alla fine tutto quello che è stato detto in campagna elettorale è stato tradito da alcune scelte che sono state fatte. Quindi andando alla comunicazione politica, secondo me è un tradimento uguale dire che io voglio fare una cosa in campagna elettorale e poi non ci riesco a fare, non riesco a fare questa cosa. Tanto è vero che il numero di senatori e di deputati che stanno andando via dal Movimento 5 Stelle fanno capire che c'è un tipo di ragionamento dirigistico. Le dico un'altra cosa e concludo. Io ho fatto iscrivere un mio studente, doveva fare una tesi sui grillini, l'ho fatto iscrivere sulla comunicazione grillina al Movimento 5 Stelle. Ecco, allora lo sai come si diventa deputati al Movimento 5 Stelle? Intanto per entrare nel meccanismo bisogna essere iscritti al blog. Al blog, non bisogna essere iscritti a un partito, fare una tessera, bisogna essere iscritti al blog, si fanno tutta una serie di dichiarazioni, bisogna essere già stati candidati nelle loro liste civiche, dopodiché tu puoi essere candidato. Allora, la deputato, i deputati che sono stati eletti in Sicilia del Movimento 5 Stelle, sapete quanti voti hanno avuto dalla rete, in quella manifestazione che si chiamava, che Grillo ha chiamato parlamentaria, sapete quanti voti hanno avuto? 75 voti. Cioè noi abbiamo bisogno per andare negli organismi di rappresentanza dell'università di quei voti lì. Cioè con 75 voti chi ha fatto un percorso dentro il Movimento 5 Stelle diventava deputato. Tanto è vero che nello stesso Movimento 5 Stelle in Sicilia c'è un fratello parlamentare regionale e una sorella che è parlamentare nazionale. Per carità, saranno bravissimi tutti e due, ma se queste cose l'avesse fatto Berlusconi, l'avesse fatto Crocetta o l'avesse fatto il Partito Democratico, si sarebbe gridato allo scandalo. Quindi io credo che noi dobbiamo stare molto attenti quando si dice che Grillo non sfrutta la comunicazione. Grillo ha capito, e lo ha detto, che non gliene frega nulla di andare a porta. Adesso sta cominciando a mandare i suoi perché capisce che ne ha bisogno della televisione. Ma all'inizio, quando non andava in televisione, faceva il ragionamento: io ho 8 milioni e mezzo di persone, le moltiplico per 4-5, io entro in collegamento, 5 per 8 fa 40, con 40 milioni di italiani dal mio blog. Non ho bisogno, ma il blog, lei provi professore, guardi, anche questa è democrazia, provi stasera, provi a fare una mail, provi a mettere un post sul blog di Grillo, provi a mettere un post in tutti i gruppi di sostegno a Grillo, in qualunque social network, vedrà che non avrà la possibilità di farlo. Questa non è democrazia, secondo me, della rete. Tanto è vero che esperti di comunicazione vicini a Grillo hanno contestato questa cosa, hanno contestato il fatto che nonostante ci sia la rete non c'è democrazia sulla rete. Quindi io mi sento molto sereno nell'aver riferito questa sera quello che sta accadendo e aver fotografato l'esistente. Certo, se ci fosse una comunicazione politica non propagandistica vicina al cittadino io l'avrei raccontata, perché dovevo fotografare qualcosa di diverso? Non ho motivo. La mia onestà intellettuale mi porta a fotografare quello che c'è, ma quello che c'è, le assicuro professore, non è quello che ha raccontato lei per quello che riguarda i grillini. Poi tutto il resto ha ragione, anzi su alcune cose le do ragione. Grazie. Nell'ambito della disciplina di cui ho parlato, il dibattito sul libero arbitrio, sulla volontà umana è centrale, cioè è uno degli argomenti effettivamente più dibattuti. E non potevo soffermarmi su questo. Dirò solo due cose. Il libro che ho citato prima, quello Virus della mente, è stato scritto, vi ricorderete, da un certo Richard Brody. Ma chi è? Questo qui è uno dei padroni del mondo, potremmo dire, cioè nel senso che faceva parte del gruppo che all'inizio degli anni 80, insieme a Bill Gates, ha sviluppato Microsoft. E quando lui per la prima volta ha sentito parlare di Maybe, lo racconta all'inizio del primo capitolo del libro, si trovavano nella caffetteria della Microsoft. E questo qui è colui che ha sviluppato il programma di videoscrittura Microsoft che noi conosciamo nel corso degli anni 80. E per agganciarmi a Casaleggio è uno esperto di queste cose. È uno che ha fatto i miliardi con questo tipo di sapere e di tecnologia, cioè dire quello della comunicazione e della diffusione virale. Un'ultima cosa, posso consigliarlo, uno dei più bei libri sulla libertà del volere, sul libero arbitrio, sulla volontà umana, l'ha scritto proprio un filosofo che è molto legato alla memetica, cioè Daniel Dennett. È un libro del 2003
pubblicato da Raffaello Cortina che si intitola L'evoluzione della libertà. Cioè l'idea di avere libero arbitrio è un'idea che si evolve, non è un qualcosa che noi abbiamo di statico e di eterno. La libertà umana è in evoluzione, nessuno l'ha negata in questa sede. Scusate, sono 30 secondi per dire un paio di cose. Io sarei felice se il ragionamento del professore vuol dire, fosse stata la verità. Purtroppo così non è, nel senso, io sono convinto, sono no, veramente quasi tutti i professori. Chiedo scusa. Perché a me piace sempre illudermi di essere libero di andare a votare, libero di fare qualsiasi cosa. Purtroppo poi la realtà non è così, perché per esempio io sono affascinato dal modo come Renzi comunica. Adesso magari mi piglierete per pazzo, però sì, però io penso che a questo bisogna dargli una possibilità. Poi il modo come comunica è una cosa per me simpatica, poi io voglio vederlo alla prova dei fatti. La seconda cosa che volevo dire è: non è vero che la Lega non ha fatto comunicazione, perché quando ha vinto la comunicazione, ve la spiego io qual era quella della Lega, perché ho vissuto tantissimi anni là, tra qua e là. Ed era semplice, ed era questa. Mentre al sud nessuno pensava ad una Lega, qualcosa di scissionismo, voglio dire, perché c'è la fame, c'è sempre stata la fame, perché siamo sempre stati sopraffatti, abbiamo sempre avuto bisogno. Questo bisogno ha sempre provocato una cosa, che è la nostra dannazione: avere bisogno del politico di turno per avere una cortesia. La Lega ha sfondato su, perché lì non c'era il bisogno pratico, tutti lavoravano, non è vero, quando si affermò la Lega il Veneto vi do un dato, quando si affermò la Lega, mi dispiace dare una risposta immediata, quando si affermò la Lega nel Veneto, solo la provincia di Vicenza, il PIL della provincia di Vicenza era pari al PIL di tutta la Grecia. Questo prendendo. Sì, ma si affermò la Lega quando il Veneto era ricco. Allora lì non c'era la necessità del lavoro, c'era però una grande necessità, che era quella dei servizi, che non andava. Quella è stata la pubblicità, e quella è stata la comunicazione, e la Lega ha vinto per quel tipo di comunicazione. Cosa voglio dire? Che sono d'accordo con voi, che purtroppo la comunicazione è quella che poi, voglio dire, vince. Io volevo, sono ingegnere, sono una cosa veloce, allora mi permetto di parlare della Lega perché ho vissuto tantissimi anni nel nord-est, sono stato anche l'unico terrone consulente di una presidente di provincia leghista nella storia della Lega, che tra l'altro in quel momento presidente del Parlamento padano, quindi diciamo un personaggio molto... Ho lavorato con loro anche sulla comunicazione con il Consiglio regionale del Veneto, quindi conosco perfettamente l'evoluzione, però le do un dato che mi fa capire l'importanza che la Lega dava alla comunicazione. Il responsabile comunicazione, quindi direttore di Padania, Telepadania e Radio Padania, prima di Salvini, era il Trota, ok? Quindi allora l'importanza che dava la Lega alla comunicazione era affidata al Trota, era lui il responsabile della comunicazione.